seconda puntata di Chi c'è in quinta. Ormai è diventato il rituale appuntamento per parlare un po' degli spettacoli in cartellone nella rassegna del Grande Teatro, organizzata dal Comune di Verona. Oh, intanto vi voglio anticipare una cosa, eh? Oggi abbiamo raddoppiato, perché, come dicono gli inglesi, two is meo che one. Sì, più o meno la pronuncia era quella. Ma le interviste oggi non sono più una, ma sono diventate ben due. Restate con noi e le sentiremo insieme. Bene, lo spettacolo di questa settimana è La Locandiera di Carlo Goldoni. Che noia! L'abbiamo odiata tutti a scuola. Mai nessuno si è appassionato al teatro grazie alla locandiera illustrata a scuola. Va bene, adesso vi racconto un po' la trama, velocemente. Mirandolina e Fabrizio gestiscono una locanda. Gli avventori si innamorano sempre di Mirandolina. Fabrizio è geloso. A un certo punto arriva un cavaliere che odia le donne. Mirandolina fa di tutto per innamorarlo e alla fine si sposa. Ma non vi dico con chi? Non ve lo spoilerò così, dai, va bene. Allora, adesso parliamo dell'adattamento di Nicolini, che ha curato anche la regia insieme a Paolo Valerio. Un adattamento intelligente perché ha tradotto l'italiano dal tosco italiano, con il turpiloquio tipico della Toscana che accomuna tutti i personaggi, più nobili e meno nobili. E dopo ha tagliato i numerosissimi a parte. Gli a parte sono, diciamo così, quelle battute che gli attori, i personaggi dicono, o dei monologhi piccoli magari, queste battute o questi monologhi che i personaggi dicono al pubblico senza farsi sentire dagli altri personaggi in scena. Sono rimasti solamente 3 a parte, che dice Mirandolina e per dirli scende da una pedanina che è messa al centro della scena e delimita appunto lo spazio scenico. Si avvicina al pubblico come cercare una maggiore complicità. Bene, questo è stata una delle cose intelligenti che ha fatto Nicolini. E poi, secondo me, è stato intelligente anche il fatto di aver tolto tutto quel fra voi e me vi è qualche differenza. Sulla locanda tanto vale il vostro denaro quanto il mio, ma se la locandiera usa a me delle distinzioni, mi si convengono più che a voi. Ecco, questo state sicuri che non lo trovate. Meno male. Dunque, guardiamo un po' la regia. Gli attori vengono mossi tanto, la regia impone tantissimi movimenti, anche per vivacizzare un testo che di per sé, oltre alla grandezza letteraria, non ha grandi colpi di scena. E un'altra trovata registica, che diciamo così non è una novità, possiamo dire che è una citazione da Strehler, è quella di mettere una pedana appunto che delimita lo spazio scenico e ai bordi mettere gli attori che attendono il loro turno per entrare in scena. Un po' come si faceva nella commedia dell'arte, e volutamente è stato fatto così. Ma adesso parliamo dei protagonisti, perché ce ne sono di cose da dire. Amanda Sandrelli è una Mirandolina, diciamo così, innovativa e che rischia 2 volte. Per fare innamorare il conte rischia di perdere Fabrizio e rischia addirittura che il conte le perda il rispetto. È una Mirandolina che mostra anche delle fragilità. Tutto questo Goldoni nel suo testo non lo fa capire a chiare lettere. L'adattamento di Nicolini, sì, si capisce molto di più. La donna Mirandolina è vista sì come donna per quanto riguarda l'astuzia seduttiva, ma è vista anche come bambina perché non accetta i cambiamenti che l'uomo, in questo caso il cavaliere, può fare di comportamento perché è innamorato e soprattutto sottovaluta e non accetta le reazioni che sono provocate dalla sua seduzione. Quindi una Mirandolina inedita, moderna e devo dire la verità molto convincente. Ma parliamo direttamente con la protagonista, Amanda Sandrelli. Con Amanda Sandrelli, che ringraziamo tantissimo per questa intervista che ci concede, e diciamo così una carriera divisa tra teatro e televisione. Quale delle due categorie, diciamo così, preferisce lei? Mi pare evidente il teatro, anche perché ormai sono, credo, una decina d'anni che faccio praticamente solo quello. Anche perché il teatro si decide con un anno di anticipo, quindi se io so già cosa farò l'anno prossimo, per cui poi è difficile trovare lo spazio per fare altro. La televisione è utile,
dà una visibilità che ahimè è necessaria anche in teatro. Però ecco, sinceramente, se non fosse per quello, io la mia scelta l'ho già fatta. E adesso entriamo nel lavoro, nello spettacolo. E Mirandolina è il personaggio forse più grande che c'è in Italia, è il personaggio più importante del teatro italiano. E questa responsabilità pesa nella recitazione? Avendo passato lo scoglio di Verona, adesso mi sento più tranquilla. Diciamo che se non mi hanno trattato male qui, che l'hanno vista fatta da grandissime attrici come la Morricone, dico adesso la prima che mi viene in mente, ma insomma l'hanno vista veramente in versioni straordinarie, quindi sono molto felice dell'accoglienza che ho avuto. Certo, è sempre una responsabilità maggiore, un classico, perché hai dei paragoni evidenti mentre un testo originale è più difficile, insomma, non c'è questo paragone immediato. Io non guardo mai le cose fatte da altri, anche perché sennò mi viene l'angoscia, quindi cerco di trovare una verità e di trovare la mia Mirandolina. È un personaggio straordinario, io credo di aver trovato forse 1/10 di quello che troverò. So che ormai mi accontento, so che soprattutto nelle commedie e soprattutto nei personaggi straordinari come questo bisogna dare tempo al personaggio per crescere. Quindi ci sarà un altro anno di repliche il prossimo anno e speriamo forse anche un terzo, e so che la scoperta non finirà. Continuerò a trovare cose e lo spettacolo continuerà a crescere. Sono felicissima della compagnia, che è una compagnia già che lavora insieme da 35 anni, di Alex Cendron, che è il mio cavaliere, che invece è l'unico insieme a me non della compagnia, ma ci siamo inseriti bene, e questo è più della metà degli ingredienti, insomma, diciamo, necessari per una buona riuscita di uno spettacolo. Questo è anche il bello del teatro, scoprire qualcosa di nuovo ogni sera. E quanto Mirandolina assomiglia ad Amanda Sandrelli? Non moltissimo, io sono un'inguaribile romantica, mi butto a capofitto nelle cose più pericolose del mondo, come per esempio l'amore prima fra tutte, nonostante l'età che è più o meno... Ecco, l'età è simile, l'età di Mirandolina è più o meno quella di Amanda. Però per il resto no, io non ho senso pratico, non sono furba, non lo sono mai stata, sono mediamente intelligente, ho sempre avuto un eloquio molto semplice, me la sono cavata a tutte le scuole solo per quello, quindi in questo sono abbastanza simile, però ecco, il carattere così determinato di Mirandolina in qualche modo mi somiglia. Io sono molto, appunto, molto meno senso pratico, ma sono determinata e ho sempre preteso il rispetto da parte degli uomini. Non ci hanno mai provato a mancarmi di rispetto. Ed ora passiamo all'altro protagonista, Alex Cendron, che ha fatto il Cavaliere. Un cavaliere innovativo anche questo, perché noi siamo abituati a vedere un cavaliere dei 45-50 anni, invece il cavaliere che fa Alex è un cavaliere estremamente giovane, per diversi motivi, un po' per le battute che ha, per cui la traduzione di Nicolini, e un po' per la regia, il duo Nicolini-Valerio. È un cavaliere che, appunto perché giovane, è caratterizzato dal continuo movimento, e di solito per interpretare i personaggi giovani ci si muove parecchio. È un cavaliere che spesso si arrabbia, rischia addirittura la rissa quando si arrabbia, e non è un vero e proprio misogeno, come misogeno vuol dire che odia le donne, come di solito Goldoni lo definisce. È probabilmente una persona, come dice più volte Mirandolina e come dice più volte lui, che non ha mai trovato l'amore, ed è una visione molto diversa. E anche con Alex abbiamo fatto 2 chiacchiere, ospiti addirittura nel suo camerino. Eccoci qui, siamo nel camerino di Alex Cendron, che ci ha concesso questa brevissima intervista e lo ringraziamo tantissimo. È un piacere. Allora Alex, dando un'occhiata così al tuo curriculum, si vedono tantissimi lavori teatrali e meno lavori cinematografici o televisivi. Questa è stata una tua scelta? No, direi di no, nel senso che
Beh, inizialmente è stato piuttosto naturale, perché il teatro ha la fortuna di essere comunque più a bassa soglia, perché è più facile entrare nel mondo del lavoro del teatro. Viene pagato molto meno, per cui ci sono molti meno interessi che si muovono e quindi il talento o comunque il tuo saper fare è più apprezzato e visto. Cinema e TV, io amo moltissimo lavorare con la camera e nell'ultimo periodo della mia vita vorrei molto di più concentrarmi sulla camera, però, quindi cinema e TV per intenderci, però non dipende da me, cioè io faccio tutto quello che si fa, cioè si partecipa ai casting, si fa bene i lavori che riesci a intercettare, ho un agente di cui mi fido, con cui collaboro bene, cerco di continuamente di interrogarmi su quelle che sono le possibilità di meglio mostrarmi, meglio essere giusto per i ruoli, però è come dire, no? Devi preparare il terreno fertile, ma poi non sei tu che fai sbocciare le cose. Benissimo. E speriamo quindi in un futuro di vederti più spesso al Lo cinema e in spero anch'io. televisione. E da Veneto ti trovi ad affrontare un testo goldoniano. E è stato più coinvolgente affrontarlo rispetto magari ad altri testi? Ma guarda, in realtà, se devo essere sincero, no. Certo, un po' di orgoglio c'era, ma è un testo poi che è stato riscritto in qualche maniera, poi che già Goldoni ambientava a Firenze e che già Goldoni scriveva in italiano, in quello che lui pensava essere il fiorentino, ma in realtà è abbastanza italiano. Il nostro è un po' più fiorentino, un po' più toscano, diciamo. Quindi sì, sicuramente un orgoglio perché è il primo Goldoni che faccio, è un bel ruolo, però devo dire la verità, è un po' ibrido, no? Perché in qualche maniera è un testo che è goldoniano ma in italiano, è post-riforma ma è proprio a cavallo in qualche maniera di personaggi che partono un po' più, diciamo, da commedia e che arrivano un pochettino più rotondi, più ricchi di psicologia, quindi diciamo che no, non particolarmente da Veneto, scusami, per arrivare alla domanda. Orgoglio mio per essere veneto e fare un testo veneto, ma a parte quello no. Bene, adesso facciamo velocemente una carrellata anche degli altri personaggi, che meno importanti però sono degni tutti di essere notati e di fare due parole sopra di loro. Dunque, Fabrizio, Massimo Salvianti, è un personaggio difficile perché è continuamente diviso tra l'amore per Mirandolina e la gelosia che lui ha, ma come dice Mirandolina è perché chi ama è geloso, solo chi ama può essere geloso, chi non ama non lo è. È un personaggio appunto difficile che mostra l'amore per Mirandolina e la stanchezza per la vita che conduce, una vita piena di ingenuità e di malizia. Poi ci sono, come vuole la commedia dell'arte, le due coppie comiche, Ortensia e Deianira, che sono le due commedianti, e una traduzione toscana di questi due personaggi perfettamente riuscita perché aiuta la comicità. E l'altra coppia comica che già Goldoni aveva disegnato così sono il conte e il marchese. Soprattutto il marchese è degno di nota perché con questo suo passaggio, diciamo così, caratteriale, e credo che sia sicuramente voluto dalla regia, all'inizio questa coppia sembra una coppia dei tipi fissi, un po' come Arlecchino e Brighella. Alla fine il marchese si evolve e da tipo fisso diventa un personaggio, addirittura dà dei consigli a Mirandolina e sembra quasi che sia un padre protettivo, sembra che sia un vecchio saggio. Ecco, un paio di osservazioni. Secondo me una provocazione grande è stata quella della traduzione del linguaggio, perché è un linguaggio moderno, però la commedia è ambientata nel Settecento, per cui la concezione di Mirandolina, che si ribella, che seduce, perde forse un po' di attualità, però è molto intelligente la traduzione. E anche questa scelta di mettere gli attori ai lati del palco, un po' come fece Strehler, è una scelta un po' azzardata subito, a guardarla così dai giornali, nelle presentazioni, e invece è una cosa riuscita, perché fa vedere questo passaggio, come vi ho detto prima, del marchese, da tipo fisso a carattere. E questo aiuta, è come fosse un percorso all'interno di tutta l'età goldoniana e di tutta la riforma goldoniana. Bene, io vi aspetto alla prossima puntata e grazie per averci seguito fin qui. Buona giornata!